Case, terreni, società, conti e veicoli per un valore complessivo stimato in 130 milioni di euro. Il re Mida è Francesco Manzo, nato a Nocera Inferiore ma residente a Padova. Tra lui e la sua famiglia non denunciavano più di 10.000 euro all'anno. Invece, secondo le indagini della Procura distrettuale antimafia presso il Tribunale di Venezia, Manzo aveva un patrimonio impressionante, ma soprattutto accumulato in modo illecito. Un sequestro d'urgenza emesso dal Tribunale di Padova da oggi congela 350 unità immobiliari, 15 terreni, ben 52 società, 224 rapporti bancari e cassette di sicurezza, oltre a svariati automezzi, il tutto sparso in 14 regioni d'Italia. Ora dovrà spiegarne il possesso. Si ritiene che queste attività siano tutte riconducibili a reinvestimenti in varie province d'Italia di fondi illeciti provenienti da sodalizi qualificati di altre regioni d'Italia. Manzo, pregiudicato, quasi nulla tenente per l'erario, ha sulle spalle svariati procedimenti penali e di polizia e gli inquirenti lo ritengono affiliato a un noto clan camorristico, coi cui esponenti sarebbe stato fotografato ed è sospettato di riciclaggio di denaro sporco. Il fumus è che ci siano dei reinvestimenti nel nord-est, ma non solo nel nord-est, anche al centro Italia e al sud, da parte di organizzazioni criminali consolidate in altre aree. Sono stati sequestrati 40.000 euro in contanti ed effetti bancari in bianco, sono in corso di esecuzione 42 decreti di perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di molti presunti complici ora indagati, persone a cui Manzo attribuiva fittiziamente la titolarità delle quote sociali delle società, beni mobili ed immobili.